ora in onda L'Avvocato risponde. Buongiorno a tutti, qui l'Avvocato risponde, un saluto da Celeste Collovati nel consueto appuntamento del venerdì. Saluto il mio collega di oggi, l'Avvocato Luca Canevari. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Ben ritrovati. Oggi una puntata ricca di argomenti. Come sapete noi ogni venerdì affrontiamo argomenti, tematiche di cui ci occupiamo personalmente del diritto, in particolare le tematiche attinenti al diritto del lavoro, al diritto previdenziale, quindi le pensioni, al diritto del condominio, al diritto assicurativo, al diritto bancario, quelle diciamo che sono le materie di cui siamo specializzati, perché come diciamo sempre è bene che un avvocato sia specializzato nella materia che lo occupa. Ricordo a tutti i nostri contatti. Allora, potete sicuramente chiamarci in quest'ora, ci fa piacere, per esporci le vostre domande allo 02 66 20 3529, 02 66 20 3529. Quest'oggi si parla di previdenza e lavoro, quindi vi chiediamo gentilmente se potete farci domande riferite a questi argomenti. Altrimenti, come sapete, noi abbiamo un centralino, un numero del fuori onda per tutti coloro che volessero approfondire il loro caso e necessitassero di un'assistenza, insomma, di sicuramente approfondire al di là della chiamata in diretta la loro problematica. Potete farlo chiamando in settimana il 328 24 08 154, oppure benvengano anche le mail in cui potete esporci per iscritto il vostro caso, e potete farlo scrivendo a info@l'avvocatorisponde tutto attaccato.com. Ecco, partendo subito, quindi andando subito nel merito della puntata, poi mi sa che abbiamo già una telefonata. Volevo comunque anticiparvi il discorso odierno con l'Avvocato Canevari. Innanzitutto vogliamo ricordare appunto che noi ci occupiamo anche di tematiche previdenziali, e questo lo facciamo ormai da anni, assistendo pensionati nelle più svariate, diciamo, problematiche legate alle loro pensioni. Abbiamo fatto anche ricorsi cumulativi, ovvero ricorsi di più persone, che coinvolgono più persone, come diciamo, come si suol dire, le cosiddette class action, per diciamo andare a chiedere chiaramente una medesima, andare insomma un medesimo risarcimento, un medesimo scopo, e che accomuna tutte queste persone. Sapete che insomma in passato abbiamo fatto queste class action che tuttora comunque ci caratterizzano. Vogliamo parlare di ricorsi all'INPS qualora diciamo vi rendiate conto, vi accorgiate che l'INPS ha commesso dei eventuali errori sulla vostra pensione, o meglio sul certificato diciamo contributivo, sull'estratto conto previdenziale. Vi rendete conto che c'è un errore che può essere di calcolo, un errore che può essere dovuto insomma al non aver considerato quell'anno o quel mese o quella settimana di contribuzione. Campanello d'allarme, non lasciate correre, ma rivolgetevi appunto a un esperto previdenziale, avvocato previdenzialista, che possa quindi dirvi cosa si può fare contro insomma, per far sì che possa essere invece considerata la giusta contribuzione. Io farei andare subito la prima telefonata, certo. Poi dedichiamo la puntata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Ecco, niente, è caduta la linea, quindi possiamo continuare il nostro discorso. Avvocato Canevari, quindi Pronto? dice... Ah no, Sì, ecco, salve, pronto? buongiorno. Sento, Sì. chiamato prima, sono Ci dica, Adele. sì, ci dica. Pronto? Ecco, buongiorno. Guardi, la mia domanda è solo un po' da tutto ciò che ha detto sulle pensioni. Io volevo un chiarimento su una faccenda che mi sta molto a cuore. Rispondo in breve, almeno spero di essere breve. Sì. Dunque, io sono in condivisione con mio marito, che è deceduto, sì, di un monolocale che 30 metri quadri, che sta in provincia di Lecco.
Sì. E allora su questo locale grava un'ipoteca di una certa consistenza di Sì. migliaia di euro. Sì. Ecco, Sì. e allora mi hanno detto c'è un'ipoteca, insomma, Sì, per sì, dire sì, che proprio le abbiamo cose come capito, sono. sì. E allora a me hanno detto, insomma, non so se potrai venderlo, perché chiaramente io non ce l'ho tutti questi soldi, perché altrimenti l'avrei assorbito io, perché questi migliaia di euro l'ha fatto mio marito, io non sapevo niente, quindi sono venuta Sì. a conoscenza dopo la sua morte. Quindi allora volevo dire, Ma lei deve acquistarlo questo immobile o No, deve è già venderlo? suo. È già suo? no, E io c'ha un'ipoteca. Sì. io sono comproprietaria. Lei è coproprietario. Ecco, e allora che era marito, diciamo. adesso devi vedere se riesce a venderlo. Ecco, però adesso si è fatto avanti un condomino che sta accanto a questo Che lo vorrebbe appartamento, acquistare. e lui insomma assorbirebbe questo appartamentino. Ecco, però lui è andato lì all'ufficio delle entrate, all'agenzia delle entrate, e allora hanno dato una cifra che per me certo è irrisoria, parlano addirittura di 13.000 euro. Ma la cifra dell'acquisto, cioè di quanto vale l'appartamento? L'appartamentino era valutato sui 30-40 mila, però le dico subito. Ma qual è la sua domanda, signora? Scusi se la interrompo, cioè quindi lei cosa vuole sapere, così possiamo darle una risposta, perché non abbiamo molto tempo. Certo. Infatti, appunto, volevo sentire, posso vendere, cioè, non c'è sotto qualcosa, cioè, posso vendere a questo condomino, questo appartamentino? Con l'ipoteca, lei dice. Con ok, l'ipoteca. le faccio rispondere dall'avvocato Canevari. Sì. Grazie, ci ascolti. Tecnicamente è possibile la vendita, tuttavia ovviamente il condomino dovrà valutare se ne vale la pena, visto che Certo. l'immobile è gravato da ipoteca. È ovvio che rimane gravato da ipoteca anche se viene alienato Certo. a titolo oneroso a un'altra Tecnicamente persona. Però questo soggetto può decidere di comprarlo. sta comunque. all'acquirente decidere se effettivamente lo vuole comprare gravato con dell'ipoteca, e ovviamente E può potrà assolvere il debito Esatto, direttamente potrà essere con lui a il estinguere creditore l'ipoteca. ipotecario. Esatto, quindi signora può venderlo tranquillamente, Sì, tecnicamente lo dipende può fare. se la persona lo vorrà fare, quindi non c'è nessun ostacolo, diciamo, alla vendita, anzi forse le conviene anche se si riesce sì. a vendere. Ecco, continuando nel nostro discorso, quindi se volete oggi parliamo però di previdenza e di diritto del lavoro, 0266203529. Dicevo, avvocato Canevari, tra i tanti errori che lei vede, insomma, che l'INPS purtroppo fa, ci sono dei rimedi? Cosa deve fare un pensionato che si trova magari di fronte a un errore commesso dall'INPS? Ci sono, quali avvocati previdenzialisti, possiamo dire che ci sono sicuramente delle notizie molto positive per i nostri radioascoltatori e che derivano dalle sentenze che mano a mano possiamo leggere della Corte di Cassazione in materia previdenziale, e che sono molto favorevoli al pensionato. Come tu giustamente dicevi prima, e quindi riallacciandomi al tuo discorso, tu parlavi degli estratti conto previdenziali, Esatto. anche certificativi. I nostri radioascoltatori probabilmente sanno cosa sono, e quindi sostanzialmente la differenza tra un estratto conto previdenziale normale ed uno certificativo è quello per cui quello certificativo fa fede, Certo. fa fede nei confronti dell'INPS, e conseguentemente si diceva fino al recente passato che soltanto diciamo un errore dell'INPS inserito in un estratto conto certificativo potesse obbligare l'INPS al risarcimento del danno nei confronti del pensionato. Invece una recente sentenza della Cassazione è molto favorevole ai pensionati. Esatto. Parliamo della numero 20.086
della scorsa estate, esatto, del 2018, in quanto si trattava di un riscatto di contributi da parte di un collaboratore familiare di un coltivatore diretto. Questo collaboratore familiare aveva fatto nei confronti dell'INPS una domanda di riscatto dei contributi e aveva richiesto una rendita vitalizia, dimettendosi peraltro dal proprio posto di lavoro. L'INPS aveva inizialmente accolto questa domanda di riscatto, solo che in seguito la annulla e quindi comunica al pensionato il proprio errore, diciamo così, o il proprio ripensamento, e revoca la revoca del provvedimento, e quindi questo pensionato si ritrova senza la domanda di riscatto dei contributi accolte, quindi sostanzialmente con un importo di pensione sostanzialmente molto più basso rispetto a quello di cui avrebbe potuto godere. Allora c'è stata una causa e chiaramente è dovuto andare in causa per far valere le proprie ragioni. Chiaramente l'INPS si era difeso dicendo sì, ma io avevo accolto la domanda di riscatto, ma questa domanda era stata accolta sulla base di un estratto conto non certificativo. E da qui capiamo l'importanza dell'estratto conto certificativo. Esatto. Però la cosa molto positiva, e quindi l'INPS risponde che nulla era dovuto al pensionato a titolo di risarcimento. La Corte di Cassazione dà torto all'INPS dicendo che in caso di errore dell'INPS, anche basato su un estratto conto non certificativo, sussiste sempre il diritto al risarcimento dei danni, di tutti i danni da responsabilità contrattuale nei confronti del pensionato. Quindi capite bene che sì, è vero che è importante l'estratto conto certificativo, però anche se non avete l'estratto conto certificativo, quindi avete un estratto conto pensionistico normale, quello che vi dà banalmente l'INPS, potete e vi balza all'occhio un errore di calcolo, perché facendovi due conti voi anche personalmente vi rendete conto che la vostra pensione è troppo bassa, campanello d'allarme, come diciamo noi, non lasciate le cose al caso, ma vi conviene rivolgervi appunto a un avvocato previdenzialista che poi lavorerà, diciamo, assieme anche a un consulente previdenziale che, come diciamo sempre, è la parte tecnica, colui che fa i conteggi, ed è indispensabile. È meglio che sia un professionista privato, lo diciamo per esperienza personale, perché così vi può seguire anche privatamente, personalmente, ed è così che, come vedete, potete anche potete finalmente far valere le vostre ragioni e ricevere la pensione nel giusto importo e l'eventuale risarcimento del danno se poi l'INPS ha sbagliato. Quindi questa è sicuramente una sentenza molto positiva, perché voi pensionati che ci ascoltate sapete che le vostre scelte in materia di pensione le prendete sulla base dell'estratto conto previdenziale dell'INPS, che si distingue in estratto conto comune, quando l'INPS non vi certifica la vostra contribuzione o quello certificativo, oppure quello certificativo. Sì, quindi vi rendete conto, insomma, che se la vostra pensione è troppo bassa, ma perché anche c'è banalmente un errore dovuto al software, perché poi gli errori sono tanti, può essere un errore umano dell'INPS, ma anche al giorno d'oggi con i vari sistemi chiaramente informatici l'errore può essere attribuito proprio anche banalmente alla macchina, no? Alla macchina informatica. Però perché lasciare le cose al caso? Si può fare ricorso all'INPS, anzi purtroppo c'è una statistica, una ricerca che dice che una pensione su 4 contiene errore di calcolo. È un errore elevatissimo. Ed è assolutamente molto grave questo, quindi non lasciatelo al caso. Aggiungerei anche che gli errori sono tantissimi. A volte anche sono errori di diciamo dovuti a periodi magari passati. Vi arriva una comunicazione nel 2019, facendo un esempio, in cui si dice che c'è stato un ricalcolo della vostra pensione perché diciamo hanno sbagliato a fare dei calcoli, vi hanno versato di più l'INPS, magari
per i redditi del 2015-2016, per un banale errore di calcolo, peraltro non viene spiegato neanche il perché. Ecco, e spesso l'INPS può chiedere anche la restituzione di importi già versati. Attenzione anche in questo caso a queste comunicazioni, perché non sempre lo può fare. Esatto. Lo può fare solo se riguardano, diciamo, importi versati entro l'anno precedente. Esattamente. Ma se, come spesso, come la maggior parte dei casi riguardano importi dai 2 anni in poi, diciamo, indietro, assolutamente non è tenuta a richiederveli indietro. L'errore si sistema per il futuro, ma per il passato ormai no. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. con chi parliamo? Buongiorno. Sì, grazie, buongiorno avvocato, mi scusa il disturbo sempre. Mi piace. Io sono un pensionato ex Empedep ed eravamo, diciamo, dazieri e c'era un fondo ex dazieri che risultava sempre nella tabella dell'INPS. Però a nostro avviso di alcuni dazieri questo conteggio non è stato effettuato nel calcolo della pensione o del TFR. Difatti, quello che ci hanno rilasciato, il documento, questo passaggio del fondo dazieri non risulta. Noi abbiamo telefonato anche alla Consob, la quale dice l'INPS, poi andiamo all'INPS, no, dice la direzione generale del fondo dazieri, cioè che poi sono agenti delle entrate di Palermo, dicendo che tutto procede bene, dice abbiamo calcolato tutto, ma a parole, ma di fatto in quello che ci hanno rilasciato loro non risulta questo fondo dazieri, che a tutt'oggi, se io lo chiedo, i contributi INPS, a parte quelli normali, insomma, dell'impiegato quando ero impiegato, questo fondo daziere ancora risulta, non è stato cancellato. Quindi, ma lei da quanto tempo è in pensione, mi scusi? Prego? Da quanto tempo lei? Dal 2010, dottore. Dal 2010. Va bene, grazie della sua testimonianza. Ci da una parte all'altra, no, quello no, non l'abbiamo fatto. Purtroppo sì. Ma perché non mi fate vedere il passaggio di quello che è avvenuto nel TFR nella pensione? Certo, lei ha diritto a vedere le carte. Grazie. Certo. Grazie della sua testimonianza. Allora, innanzitutto bisogna dire che bisogna stare molto attenti. Quando viene liquidata la pensione, scatta un termine decadenziale di 3 anni per poter contestare l'importo della liquidazione della pensione. Cioè se voi andate in pensione avete cioè 3 anni dal giorno della liquidazione per diciamo verificare far valere, certo, che l'importo di pensione che voi percepirete è quello corretto oppure no. Quindi se l'INPS non ha tenuto conto di una determinata contribuzione che voi avete versato, quindi vi liquida una pensione più bassa rispetto a quella della quale avreste diritto, dovete diciamo inviare una comunicazione interruttiva del termine decadenziale entro 3 anni, quindi state attenti perché mi sembra che il signore fosse già in pensione dal 2010. Esatto, non so se il nostro radioascoltatore o comunque le persone che conosce hanno inviato magari una comunicazione interruttiva del termine decadenziale oppure no, o se hanno avviato un'azione giurisdizionale, non credo perché non ce l'ha certo citata. Lui ha diritto, purtroppo spesso succede così che si rimpallano le varie responsabilità INPS, magari sindacati, questo non lo so, a chi si sia rivolto il nostro radioascoltatore. Sicuramente lui ha diritto di avere, contezza, sempre per il principio di trasparenza, eccetera, che garantisce il nostro ordinamento, lo garantisce, deve avere tutta la documentazione relativa a questa cassa privata, questo fondo di cui faceva parte, eccetera. Se anche questo fondo, lui dice, esiste ancora, non ci si spiega come mai, se esiste ancora, allora non gli danno, diciamo, i documenti relativi a questo fondo. Il termine di decadenza di 3 anni riguarda l'azione giurisdizionale, quindi non si può più proporre l'azione giurisdizionale sulla liquidazione errata della pensione trascorsi 3 anni. Però questo potrebbe essere, c'è anche poi in generale il termine di prescrizionale di 5 anni in materia previdenziale, che poi sui singoli ratei è pari a 3 anni, ma al di là di questo magari
il caso di specie non è proprio questo, nel senso che se invece la pensione è erogata da una cassa privata, esclusivamente da una cassa privata, Esatto. da questa cassa privata e non dall'INPS, non decorre questo termine decadenziale Sì, diciamo che triennale dalla bisognerebbe liquidazione. valutare le carte, perché ovviamente poi per noi risulta sempre molto difficile. Noi possiamo dare, diciamo, in linea generale, diciamo, dire quanto prevede la normativa, poi dobbiamo vedere i documenti, Certo. ovviamente. Quindi io comunque lascio di nuovo la nostra mail per chi volesse contattarci, info@l'avvocatorisponde.com. Anche questo Altrimenti, radioascoltatore può contattarci per approfondire assolutamente, se la lo cosa. desidera, sì. Ecco, visto che oggi, diciamo, la puntata è carica di argomenti, è ricca di argomenti, volevamo poi chiudere il discorso sul diritto previdenziale, perché volevamo appunto mettervi in guardia dal fatto che diciamo, ci sono tanti errori che possono accadere nel calcolo della vostra pensione. Lasciami dire, avvocato Canevari, che è bene che anche chi ancora non è in pensione ma sa che è prossimo diciamo, alla domanda di pensionamento possa fare una valutazione, cioè questo è un consiglio personale che diamo, una valutazione sulla appunto sua futura situazione pensionistica, anche per, con degli esperti, sapere qual è la situazione che visto i continui cambiamenti delle pensioni, insomma delle norme che attengono alle pensioni. Io consiglio vivamente anche una valutazione di prepensionamento. Chi è prossimo alla pensione sa che appunto con quale legge andrà in pensione, quale sarà l'importo, eventualmente può contestare qualcosa, insomma può sapere prima qual è la situazione. Ricordiamo anche che, ma questo dipende poi dalla vostra vita lavorativa, ci sono persone che hanno avuto una vita lavorativa discontinua, nel senso che sono stati magari dei dipendenti per tot anni e poi magari hanno svolto negli ultimi anni un lavoro indipendente come lavoratori, insomma, in proprio. Ecco, sappiate che il diritto previdenziale mette a disposizione 3 strumenti molto simili ma diversi, diciamo, in alcune caratteristiche, per fare, come dire, per fare una totalizzazione di tutti i contributi versati. A volte può convenire la totalizzazione, a volte può convenire il ricongiungimento della pensione e a volte il cumulo. Insomma, sono questi 3 strumenti che vanno, a seconda del caso specifico, valutati bene. Capite bene che una valutazione previdenziale è necessaria. Noi vi dobbiamo lasciare per un minuto di pubblicità. A dopo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Eccoci tornati all'Avvocato Risponde. Oggi si parla di diritto previdenziale, poi se abbiamo tempo parliamo anche di diritto del lavoro. Ben ritrovati. Ben ritrovati. 0266203529. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, con chi parliamo? Buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe, si chiama da Treviso. Volevo chiedere un'informazione. Io sono già... sono un agente, faccio parte del commercio, sono già 8 anni che sono in pensione, sto continuando a versare perché sono ancora iscritto. Posso chiedere retroattivo anch'io o va tutto in prescrizione dopo 3 anni? Mi scusi, che cosa deve chiedere retroattivo? Puoi ripetere la domanda così la rispondiamo. Non si è capito bene che cosa vuole chiedere retroattivamente? No, io sono già in pensione, sì, sto continuando a versare. Sì. Ma ho anch'io la prescrizione dei 3 anni da quando sono partito dalla pensione o
attualmente, siccome sono ancora aperta la partita e tutto. Sì. Non c'è un ricongiungimento. No, in questo caso non riguarda il suo caso. Nel suo caso no. Ci ascolti, vediamo la risposta. Sì. No, quando il lavoro comunque c'è l'esercizio, un'attività lavorativa anche in seguito al pensionamento e quindi c'è un continuo versamento di contributi, in questo caso non si applica il termine decadenziale triennale, perché poi ci sarà una ricongiunzione. È proprio quello che stavamo dicendo. Esatto. Nei casi in cui una persona va già in pensione perché ha raggiunto l'età, no, della pensione di vecchiaia, eccetera, e poi giustamente vuole però continuare a lavorare, mi sembra che il signore fosse un agente di commercio, ecco, in quel caso, diciamo, lei, ovviamente previa valutazione, come dicevamo adesso, della sua situazione pensionistica, potrà eventualmente fare una ricongiunzione, un ricongiungimento, così si dice, dei contributi, cioè sia quelli versati, diciamo, in precedenza, certo, per i quali prende già la pensione, sia quelli che sta versando, insomma, in questi ultimi anni di lavoro, ecco. Quindi il consiglio è che prima o poi, insomma, sicuramente prima di ricevere la seconda pensione, lei si farà fare questa valutazione previdenziale, consiglio un consulente privato o comunque un avvocato previdenziale che le possa appunto dare un parere in merito a se sia più, come dire, conveniente per lei la totalizzazione dei contributi o la ricongiunzione dei contributi o il cumulo dei contributi. Sono 3 strumenti differenti, come stavamo dicendo adesso, ciascuno con le proprie caratteristiche, il cui però obiettivo è comune, quello di accumulare tutti i contributi versati nella vita lavorativa, certo, prima, dopo, eccetera. Benissimo, quindi per chiudere il discorso, parlavamo anche di queste comunicazioni che l'INPS a volte fa chiedendovi soldi, diciamo, la restituzione di importi già versati. Attenzione, perché anche questo non è giusto, non sempre, nella maggior parte dei casi è giusto, quindi anche in questo caso è bene diciamo che vi rivolgiate a un avvocato previdenzialista in modo tale che possa con una lettera bloccare la decurtazione che vi vogliono fare sulla pensione ingiusta. Sì, e chiaramente soltanto una lettera di un avvocato, certo, può, diciamo, volendo precisare su questo esatto, punto, sicuramente sarà purtroppo esperienza di molti di voi radioascoltatori in pensione quella per cui l'INPS vi manda una comunicazione in cui dice che essendoci stato un errore nella erogazione della vostra pensione, perché la vostra pensione è stata erogata in eccesso nel passato, magari per piccolissimi importi mensili, allora l'INPS vi richiede la restituzione di questi importi erogati in eccesso e magari questi importi sono stati erogati dall'INPS molti anni prima rispetto ad oggi. Ecco, dovete sapere che queste comunicazioni da parte dell'INPS, in seguito alle quali poi l'INPS vi decurta purtroppo la pensione direttamente sulle mensilità successive alla comunicazione, ebbene queste comunicazioni dell'INPS, questi provvedimenti sono illegittimi. E quindi bisogna intervenire. Bisogna intervenire, quindi avete ragione voi e non ha ragione l'INPS. E questo perché? Perché l'INPS, qualora faccia degli errori che comportino l'erogazione di un importo di pensione superiore a quello al quale il pensionato ha diritto, l'INPS può sì richiedere indietro questa erogazione ulteriore, ma entro l'anno successivo alla erogazione medesima. Quindi se per esempio vi sono state erogate delle mensilità nel 2018 e queste mensilità di pensione prevedono degli importi anche leggermente superiori a quelli per i quali voi avreste diritto, l'INPS può
diciamo decurtare la vostra pensione per quei medesimi importi soltanto entro la fine del 2019. Sì, esatto. Altrimenti entro quell'anno, diciamo. Esatto, entro quell'anno. Altrimenti se l'INPS vi eroga nel 2015 degli importi maggiorati e nel 2019 vi scrive che a causa di un proprio errore la vostra pensione era stata erogata per un importo maggiore a quello dovuto e quindi in seguito vi decurta la pensione, ebbene questo provvedimento è illegittimo. Comunque, per chiudere il discorso pensionistico, ci sono dei pensionati che perdono anche decine di migliaia di euro. Perché poi glieli decurtano a rate nella pensione. Comunque, per chiudere il discorso pensionistico, cioè noi lo diciamo sempre, ma in un certo senso per rassicurarvi anche, diciamo che anche per quanto riguarda i costi, insomma la procedura, le lungaggini, sappiamo che tutte le cause hanno dei tempi lunghi più o meno. Diciamo che la tematica pensionistica che per i dipendenti pubblici è affrontata dalla Corte dei Conti, è giudicata dalla Corte dei Conti, e per i dipendenti privati come fosse un processo del lavoro dal giudice del lavoro, tribunale del lavoro, in realtà è anche, per nostra esperienza possiamo dire che è un procedimento abbastanza celere, no? Quindi, e tra l'altro tenete anche presente che se avete un problema di questo tipo non è che si ricorre subito al giudice, ci sono dei brevi passaggi prima di arrivare al giudice, che non è neanche come dire poi scontato, passaggi precedenti di cui abbiamo appena descritto, ovvero c'è la lettera interruttiva della prescrizione. Di solito una lettera scritta da un avvocato è abbastanza un passaggio di dovere, ecco, con i giusti riferimenti normativi, rivolta all'INPS competente. Esatto. A seguito di questa lettera normalmente c'è una fase necessaria che è quella del ricorso che noi chiamiamo gerarchico, ovvero un ricorso amministrativo interno che mandano gli avvocati all'INPS, che diciamo ha 90 giorni di tempo l'INPS per rispondere, per dare un diniego o invece per confermare un provvedimento, e molto spesso poi ciò non finisce nel ricorso gerarchico, molto spesso poi la questione si porta anche in tribunale, ma non è detto, Tribunale del Lavoro o Corte dei Conti. Considerate che i costi sono veramente abbastanza bassi, diciamo, i costi delle cause previdenziali rispetto ad altri tipi di cause ordinarie, come diceva il collega. Quindi, insomma, non fatevi intimorire se avete un problema previdenziale, chiamiamolo così. Il nostro consiglio è quello comunque, se non altro, di capire cosa si può fare rivolgendovi appunto a un legale specializzato. Abbiamo una chiamata, pronto? Pronto? Sì, signora, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi ascoltato, per ascoltarmi. Senta, io sto ponendo un caso abbastanza al limite. Dunque, mio fratello parecchi anni fa ha fatto l'Accademia Navale, ha fatto i suoi 4 anni, poi ha fatto 6 anni in Marina fino a diventare sottotenente di vascello. Poi è andato negli Stati Uniti, ha lavorato per una ditta, poi è andato in Belgio, ha lavorato per la ditta americana, soltanto che non è mai riuscito, dunque adesso non ricordo esattamente quando sia andato in pensione, non è mai riuscito a recuperare i versamenti dei 10 anni che ha fatto in Marina. Ne ha fatte di tutti i colori, è scritto dappertutto, non è mai riuscito. Io volevo chiedere, adesso non ricordo quando è andato in pensione, se non fossero trascorsi 10 anni, voi pensate che si possa fare ancora qualcosa? Perché tra l'altro io sono andata personalmente all'INPS di Bergamo, noi siamo di Bergamo, e m'hanno detto di rivolgermi a un INPS di Catania, se non sbaglio, di una città. Perché probabilmente lui dove svolgeva il servizio? Perché ormai aveva preso la cittadinanza americana, non so se ha mantenuto la cittadinanza italiana, comunque aveva... ma quello non c'entra, diciamo che probabilmente è l'ultima residenza Ma la pensione vive attualmente in Italia? No, vive ancora negli Stati Uniti. Lui è riuscito a unire i contributi del lavoro americano e del lavoro in Belgio, però non è mai riuscito di quei contributi specifici, quelli di quegli anni. A questi contributi di 10 anni di Marina Militare.
Va bene signora, grazie della sua, insomma, dell'averci esposto il suo caso. Sì. Grazie a voi. Bisogna valutare, a mio avviso questo è uno dei casi. Questo è uno dei casi che richiederebbe un ricorso, comunque un passaggio da presso un avvocato previdenziale, perché chiaramente scrivere e contattare le sedi dell'INPS può non risolversi nulla. Cioè a noi spiace perché ovviamente cioè, come dire, un ente pubblico, ci rendiamo anche conto che è un ente che detiene il casellario pensionistico di tutti i pensionati italiani, quindi insomma è sicuramente un ente che si dà da fare, però purtroppo per esperienza, per quello che ci raccontano molti radioascoltatori, eccetera, è difficile rivolgersi come privati cittadini all'INPS, se non altro ricevere risposte diciamo adeguate. Il pensionato deve sapere che compiute, ecco. In caso di errori come questi, errori manifesti, da quello che ci racconta la signora è, secondo me, nel senso, è un errore palese, non le hanno considerato tutti questi anni di marina. Il consiglio della che potrei dare alla signora è sicuramente quello che dicevamo prima, una verifica previdenziale da un consulente che sia privato, quindi se vuole comunque poi, dato che è una questione che non va, diciamo, non può essere risolta in 2 minuti, le possiamo sicuramente dare la nostra mail info@l'avvocatorisponde.com. Lascio anche il numero, così se volete chiamarci nel fuori onda, il numero è il 328 24 08 154. Perfetto, direi che quindi concluso, diciamo, il discorso pensionistico, concluso per oggi, perché come sapete la materia è molto ampia, sono veramente tantissimi come dire, le possibilità di fare ricorso contro l'INPS per qualunque tipo di problematica attinente, appunto, come dicevamo, all'estratto previdenziale, all'errore di calcolo sulla pensione, sono veramente tante. Quest'oggi, gli ultimi 10 minuti li vogliamo dedicare anche a un'altra, diciamo, materia che trattiamo e che ci sta molto a cuore, visto che comunque siamo un team di legali, tra cui ognuno specializzato in una materia, e c'è anche appunto il giuslavorista che si occupa di diritto lavoro. Che poi potremo riprendere magari nella prossima puntata. Sicuramente. Se non c'è tempo in questa puntata, sapete che possiamo sicuramente farlo nelle prossime. Ad ogni modo, tra le varie tematiche del diritto del lavoro c'è anche, come dire, una problematica che potrebbe aver interessato appunto alcuni di voi radioascoltatori, ovvero il cosiddetto procedimento disciplinare. Un lavoratore che lavora in azienda e per qualche ragione viola, diciamo, un obbligo di diligenza o di fedeltà, quelli previsti dal codice disciplinare, e viene, come dire, viene richiamato dall'azienda. Ricordatevi che ci deve essere una contestazione del comportamento per iscritto, cioè l'azienda generalmente vi manda la contestazione per iscritto e dà anche al lavoratore la possibilità di, come dire, difendersi in un colloquio che il responsabile del personale fissa appunto assieme al lavoratore. E in questo caso è molto utile l'assistenza di a mio avviso, di un avvocato del lavoro, perché chiaramente serve ad assisterlo nel colloquio, a come dire, preparare la difesa, perché è qui che si gioca tutto. Innanzitutto alla lettera di contestazione disciplinare va risposto per iscritto, quindi tenete conto che appunto l'avvocato del lavoro serve anche a rispondere tempestivamente per iscritto. Se poi vi viene appunto dato un colloquio, fissata una data per il colloquio, fatevi accompagnare, assistere da un avvocato del lavoro, perché lì si gioca anche tutto. Poi dipende chiaramente dal comportamento che avete tenuto, da che tipo di comportamento avete tenuto, però lì si gioca tutto, nel senso che se c'è una buona difesa, ci sono comunque, come dire, dei presupposti per difendersi adeguatamente, richiamando le normative chiaramente in questo tema, magari riuscite anche ad evitare la sanzione, diciamo, disciplinare più grave, perché ci sono una serie di sanzioni. Perché dopo la contestazione non è necessaria, diciamo così, la irrogazione, non è obbligatoria la irrogazione della sanzione. Il datore di lavoro può archiviare, diciamo, il procedimento disciplinare e non irrogare, diciamo così, la sanzione. Esatto.
E per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il medesimo inizia sicuramente con una contestazione mossa per iscritto. Le caratteristiche della contestazione disciplinare ai sensi dell'articolo 7 della legge 300 del 1970 sono il fatto che debba essere specifica, e i fatti contestati vi devono essere esplicati in modo chiaro, deve essere inoltre tempestiva rispetto al tempo in cui è avvenuto diciamo il fatto, comunque l'accertamento della condotta sanzionabile, non può essere in seguito modificata. Quindi se io datore di lavoro contesto quella condotta per iscritto, 15, 20, un mese dopo deve essere comunque sempre quello la contestazione non può essere aggravata, per esempio, quindi non è legittimo un aggravamento della contestazione, e poi, come dicevamo, deve essere fatta per iscritto. In merito alla tempestività è diciamo intervenuta più volte la Corte di Cassazione dicendo che la contestazione deve avvenire in una connessione temporale immediata con il fatto disciplinarmente rilevante. Quindi ovviamente se passa un periodo di tempo diciamo sensibile dal fatto, comunque come dire, dall'accertamento del fatto, ebbene la contestazione disciplinare non è più legittima. Ovviamente la Cassazione parla di un contemperamento degli interessi tra quello del datore di lavoro a sanzionare una condotta colpevole del lavoratore che violi la normativa disciplinare, e l'interesse del lavoratore alla propria difesa in un tempo ragionevolmente ridotto rispetto alla commissione del fatto. E quindi chiaramente non è prevista una tempistica precisa dalla normativa vigente perché siano contestati i fatti dal punto di vista disciplinare. Aggiungo anche un'altra cosa, per esperienza dei nostri anche colleghi, non sfatiamo un mito, come dire, una leggenda. Generalmente nella pratica, se ricevete una contestazione disciplinare, appunto una lettera del vostro datore di lavoro, ci stiamo ponendo dal lato dei lavoratori, poi vediamo anche l'altro lato, e magari ne avete ricevuta in 2 anni ne avete ricevute 2 o 3, non è vero quel che si può pensare, si può dire che alla terza lettera di contestazione scatta necessariamente il licenziamento. Questo non c'è scritto da nessuna parte. Mi spiego, voi potete anche ricevere 3, 4, 5 lettere di contestazione, ovviamente meno ne ricevete, se non ne ricevete meglio è. Però può trattarsi anche di comportamenti non necessariamente così gravi, ma semplicemente che comportano dei semplici richiami, tali per cui diciamo il licenziamento non viene contemplato. Quello che consigliamo è che se però vi arriva diciamo appunto una lettera appunto dal vostro datore tale per cui vi contestano una condotta, un diverbio che avete avuto con la collega, possono essere tante le condotte diciamo più o meno gravi del lavoratore, mi raccomando affrettatevi a rivolgervi a un avvocato del lavoro perché la risposta va fatta per iscritto, tempestiva, e può essere veramente fondamentale la difesa che avete, che mettete in atto con il vostro legale. Si può evitare proprio la sanzione disciplinare. Esatto, perché poi le sanzioni possono essere varie, c'è la multa, il richiamo, la sospensione, proprio la più grave è il licenziamento. Come dicevamo proprio nei casi estremi, però ripeto, prima di arrivare all'erogazione della sanzione fatevi difendere, è un consiglio veramente che vi diamo col cuore, perché da soli spesso magari non si hanno quei riferimenti normativi da poter tenere conto insomma per la difesa. Ci sono degli strumenti molto forti di risposta
alla sanzione quindi di impugnazione, per l'impugnazione della sanzione da parte del lavoratore, quindi per contestare la sanzione la normativa vigente, una volta che viene erogata, sicuramente il principio di proporzionalità è uno dei principi che maggiormente garantiscono il lavoratore nei confronti di sanzioni che siano sproporzionate rispetto al fatto commesso. Quindi magari il datore di lavoro vi ha irrogato una sanzione disciplinare diciamo troppo grave, esatto. Voi rivolgendovi all'avvocato del lavoro, il mio consiglio è di rivolgersi ancora prima, però se uno si è attardato nel chiedere un'assistenza, giustamente come dice il collega l'avvocato Canevari, anche in quel frangente, anche se viene erogata, esatto. Magari dopo la risposta anche difensiva che è stata comunque depositata presso il datore di lavoro, se viene erogata una sanzione non è finito lì, perché è possibile contestare per esempio la proporzionalità della sanzione erogata, perché chiaramente la sanzione deve essere proporzionata rispetto al fatto che effettivamente è stato commesso. Ecco, cioè noi ci siamo posti, diciamo, nell'ottica del lavoratore. Ovviamente anche per il datore di lavoro rivolgersi a un avvocato del lavoro può essere vantaggioso, perché magari appunto si trova in azienda uno dei dipendenti che si è comportato, appunto ha avuto un comportamento sicuramente per colpa, insomma, negativo, una condotta non diligente. Magari prima di erogare una sanzione o comunque prima di mandare una lettera può sicuramente farsi aiutare, il consiglio è sempre questo, da un avvocato del lavoro specializzato, perché anche dall'altro lato non è detto che magari utilizzi, diciamo, i riferimenti giusti normativi o le lettere o le norme di riferimento siano quelle giuste, e quindi oppure insomma dia una sanzione proporzionata, come appunto dicevamo, e quindi anche in quel caso è bene che prima magari si faccia consigliare, faccia una valutazione dall'avvocato del lavoro, ecco. Quindi l'assistenza legale è fondamentale anche in questa problematica che oggi abbiamo voluto esporvi del procedimento disciplinare. Sono veramente tantissime le continue novità del diritto del lavoro. Potremmo dire che c'è una bella lotta tra diritto del lavoro e diritto previdenziale, c'è un continuo aggiornamento che interessa tanti istituti giuridici di questa materia, e quindi insomma il consiglio forse anche di rivolgersi a un avvocato del lavoro o previdenziale è anche proprio in questo senso, che spesso è difficile stare al passo per noi, diciamo, con tutte le novità legislative ma anche giurisprudenziali, perché sono in continuo aggiornamento, quindi quando avete una problematica di questo tipo, cioè il rivolgersi, il farsi assistere da un avvocato del lavoro, comunque da un avvocato, insomma è utile anche per questo, perché comunque potrebbe essere cambiata la normativa e ovviamente il riferimento giusto normativo attuale ve lo può dare chi è competente. O può essere mutata la giurisprudenza. Oppure la giurisprudenza, perché noi ci riferiamo molto spesso, mi insegna il collega che la giurisprudenza ovviamente è fondamentale sia nelle difese ma banalmente anche nelle semplici lettere. Mi capite che mandare una lettera personalmente sì, può avere un certo valore, ma non magari lo stesso valore, la stessa efficacia che magari scritta con dei, come dire, riferimenti normativi e giurisprudenziali utili. Ecco, io vi rilascio i nostri contatti per chi volesse chiamarci o comunque insomma esporre la propria problematica anche nel fuori onda. Abbiamo il numero di telefono che è il 328 24 08 154 e la mail, per chi volesse scriverci magari una mail, è info@l'avvocatorisponde tuttoattaccato.com. Vi invito insomma a eventualmente contattare i nostri legali se appunto volete un'assistenza, volete approfondire il problema. Purtroppo il tempo corre qui in radio e quindi non riusciamo mai a dare delle risposte compiute, ma perché non abbiamo neanche la documentazione davanti, non solo perché il tempo vola e quindi il regista ci guarda e ci dice dobbiamo chiudere.
Niente, noi vi auguriamo buon weekend. Buon weekend Grazie Avvocato Canevari e sicuramente ci ritroveremo settimana prossima, ci risentiremo su Radio Padania Libera al venerdì con l'Avvocato Risponde. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato l'Avvocato Risponde.